feci io al risulto scancelletto. Scecco lo guardavo con faccia nera, sentendosi insultato e umiliato. Potevo stare qua fino a stasera, risposa lo cavallo assai incazzato. Io porto sopra le spalle i cavalieri, ci rispondeva cavallo, alle regnanti, io faccio la fortuna di guerrieri, con chiamme forti, agili e rampanti. Da Francia ai portati paladini, Rinaldo, Orlando e il re Carlo Magno ha combattuto contro i saracini e ha messo ranni re sopra lo scagno. Etto, tu mi sono scecco che ha portato solo monnezza sopra lo bardone, un titto serve a sciapazzera stato a testa curva sotto le pacione. Lei da mezze vedi e tu gnasciata allo cavallo, re di ciuttatori, la vita tua è tinta e malandata, mentre la mei è vita gran signore. Come dicono a Brescia, mi giuro. Carlo Barbera è, come ama definirsi lui stesso, un moderno cantastorie. Nato a Messina, più precisamente a Nizza di Sicilia, nel 1964. Frequenta il liceo classico e si laurea in scienze politiche. A 13 anni comincia a studiare la chitarra. A 22 debutta in teatro come attore, autore e regista. Si occupa di televisione, cinema, teatro, canzone. Nel 2008 scrive la sua prima sceneggiatura cinematografica, girando il suo primo film come regista e protagonista nella parte di Alberto Stura. Da questo lavoro viene tratto Il Ritorno, il suo secondo romanzo. Da anni fa il cantastorie, portando in giro spettacoli in gran parte scritti di proprio pugno. Molte sue ballate sono state pubblicate in antologie e incise in diversi CD. Carlo Barbera è dunque un artista versatile, che passa dal teatro alla scrittura e al cinema con la disinvoltura che solo gli autentici artisti possiedono. Quella del cantastorie per Carlo non è stata proprio una scelta, ma un modo per iniziare a cimentarsi nell'arte della recitazione. Negli anni ha infatti spaziato tra vari autori, De Filippo, Pirandello, Shakespeare, ma è stato il teatro popolare siciliano che gli ha dato le prime basi per partire, in particolare quello di Nino Martoglio. Ad un certo punto però ha sentito l'esigenza di un nuovo linguaggio espressivo e così inizialmente ha sperimentato il cabaret, senza però ritrovarcisi del tutto. Allora ha provato a studiare i cantastorie ed ha subito sentito un vero e proprio feeling. È vero però che lui ha fatto sua quest'arte reinventandola. Attraverso le sue storie cantate, egli infatti coniuga la tradizione ed il teatro di un tempo, riadattandolo alle esigenze di oggi. Non era come ora situazioni, quando la gente all'automon andava, non c'era tutta st'organizzazione, ognuno come poteva s'arrangiava. Noi di Catania Creativa abbiamo voluto incontrarlo per porgergli alcune domande. E la prima è: Carlo, nelle tue storie cantate metti spesso a confronto il mondo di oggi con quello di una volta, ora con l'ironia, ora col dramma. Adesso, in questi tempi di purtroppo chiusure imposte causa Covid, come ti sei e ti stai rapportando, artisticamente parlando, con il mondo attuale? Ovvero, restrizioni, quarantene forzate sono state per te in qualche modo anche un motivo di ispirazione? Sì, sono state per me motivo di ispirazione sia l'anno scorso che quest'anno. Difatti l'anno scorso ho scritto delle ballate, una ballata ironica sul fatto che avevano trovato il Covid negli spermatozoi in Cina, e poi un'altra ballata meno ironica, più seria, sempre su un argomento Covid. Quest'anno ho scritto tante cose, ho 2 spettacoli pronti che traggono ispirazione anche da questo periodo di restrizioni, quindi per me certamente queste chiusure mi stanno stimolando a scrivere, e non solo nel campo del teatro canzone ma anche nel campo della prosa, e difatti sono in questo periodo occupato a scrivere un nuovo romanzo che comunque uscirà, spero, l'anno prossimo.
Metto a confronto il mondo di un tempo e quello di oggi perché comunque per molti aspetti, se andiamo a farlo questo confronto, verrà fuori che certamente forse il mondo di una volta era leggermente migliore di quello di oggi. E quando parlo del mondo di una volta mi riferisco a un mondo in cui i rapporti fra gli esseri umani erano, diciamo, vissuti in maniera più reale, più viva, più verace. Non era come ora situazioni, quando la gente all'automobile andava. Il mondo di oggi è un mondo che corre, un mondo in cui molte cose sono virtuali e quindi i rapporti fra gli esseri umani sono cambiati. Come affronto questo periodo di Covid, come mi sono rapportato? Ho scritto tanto e sto scrivendo tanto. Queste restrizioni, queste quarantene sono stati certamente motivo di ispirazione perché mi hanno dato modo di poter osservare il mondo che mi vive attorno e quindi di poterlo aggredire sia dal punto di vista dell'ironia sia da un punto di vista diciamo più serio, perché i problemi che stiamo vivendo sono veramente grossissimi, tanto i problemi sanitari quanto tanto quelli politici, perché ovviamente tutto è politica e noi cantastorie non possiamo vivere su Marte, noi dobbiamo vivere, agire e raccontare il mondo di oggi, a volte ridendoci sopra e suscitando una risata, a volte invece caratterizzandolo in maniera diciamo tragica. Potresti darci un cenno brevissimo sul tuo ultimo libro? Il mio ultimo libro è nato durante il lockdown, praticamente io avevo un piccolo racconto e il 18 di marzo del 2020, preso dalla disperazione perché eravamo naturalmente chiusi tutti in lockdown, ho cominciato a lavorare su questo raccontino di una quarantina di pagine e poco a poco è venuto fuori Fatia, il mio ultimo romanzo. Dapprima l'ho pubblicato come ebook e poi il 31 luglio è uscito il cartaceo in self-publishing. È una storia d'amore molto appassionante che si svolge in due località in cui la montagna si fonde al mare e queste località sono Messina, che è la città di nascita del protagonista di Luigi Spanò, e Sesto Calende, dove lui si trasferisce in provincia di Varese proprio perché cercava un posto dove potesse in qualche modo ricostruire il panorama dello stretto di Messina. È una storia d'amore, ripeto, molto appassionante, dove entrano dentro vari tipi e vari sentimenti, non solo l'amore fra uomo e donna, ma anche l'amore tra genitori e figli. Quindi è una storia che sicuramente tiene il lettore agganciato. Difatti molti amici che l'hanno letto mi hanno detto che l'hanno fatto tutto d'un fiato, addirittura qualcuno si è seduto lì e ha terminato il libro in una notte. Da artista e da uomo ti chiedo adesso un consiglio per sopravvivere in questi tempi così particolari. Un consiglio per sopravvivere in questi tempi particolari è quello intanto di tenersi informati e soprattutto di essere al di sopra delle parti, cioè cercare di capire a 360 gradi quello che sta succedendo sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista politico. E poi è molto importante in questo momento, ancora più di prima, aggrapparsi all'arte, ascoltare musica, leggere, soprattutto leggere moltissimo e leggere quelle cose bellissime che ci riportano al mondo di una volta, in modo tale da non scoraggiarsi. Io ho, grazie a Dio, il dono della scrittura e quindi scrivo, ho il dono della musica e quindi suono e canto, però mi rendo conto che se non ci si aggrappa a qualcosa di molto bello, ecco, se non ci si aggrappa alla bellezza è difficile superare questi tempi così complicati e così particolari. Se tornasse mio nonno Meschineddo, vedendo un mondo come è riduciuto, di certo mi diria, nipote bello, io me ne torno con una via per tutto.